Incontri ad excludendum. Questa è la sua nozione di democrazia liberale. Ah, ci vogliono anche sbattere fuori. Lei cosa dice? È la sua nozione di informazione alla città di Mestre e Venezia a escludere i 3/4 dei candidati. Michele Boldrin, candidato sindaco a Venezia con Ora, e Roberto Agirmo, candidato sindaco con Resistere Veneto, irrompono alla sala Cesare De Michelis dell'M9 di Mestre chiedendo di avere voce nel dibattito organizzato dal Gazzettino con Andrea Martella e Simone Venturini. Più defilato c'è anche Luigi Corò, candidato sindaco con Futuro per Venezia e Mestre, anche lui per lo stesso motivo. Secondo voi le persone che sono qua sono venute a sentir voi o gli altri due? Non lo so. Abbiate rispetto per le persone. Io ho molto rispetto, sto Abbiate rispetto per le persone che non sono qua a sentire voi. Per l'applauso c'è una minoranza clac degli iscritti ai partiti. Ci sta. Per cercare di riportare la calma interviene anche il presidente dell'M9 Vincenzo Marinese. Lei è di nomina politica o di nomina tecnica? Ah sì? Non sono di nomina politica. Ah no? Da chi è stato nominato? Noi per esempio proponiamo che tutte le nomine, inclusa la sua, passino attraverso un advisory board internazionale che guarda i curriculum. Va bene, ok. Oggi Lei mi mostra il suo CV. io non voglio fare polemica con lei. Lei qui a casa non È venuto lei a parlare a me. sì, perché in una casa privata non può far polemica, punto. Ah, non posso? No, non può far polemica perché questo no. è un luogo privato. Privato? Questo è un luogo privato. Che io sappia è pubblico. No, questo è privato. Ah no? Alla fine Boldrin e Agirmo si siedono in prima fila e il dibattito può avere inizio, anche se con qualche intervento fuori programma. Io credo che sia più efficace un dibattito fra i due principali candidati, almeno fra quello che i sondaggi dicono essere che una sfilata di 8 persone, probabilmente interessate a dare il suo proprio ego più che alle proprie persone. No, questo no! Piano con le offese. Dovete difenderci voi Piano con le come offese.